Allora, intanto io vorrei ringraziare i ragazzi della mia squadra perché comunque ce l'hanno messa tutta, hanno fatto secondo me una grande gara, abbiamo creato tantissime occasioni, purtroppo è un periodo che vediamo poco la porta perché anche con Goldebet abbiamo sprecato tanto, con la Lazio abbiamo sprecato tanto, con la Roma stasera abbiamo sprecato tanto, soprattutto al primo tempo, poi abbiamo un calo improvviso nel secondo tempo. Io penso che il secondo gol ci ha fatto un po' tremare le gambe, siamo un attimo calati, poi ci siamo allungati molto e là la Roma è stata brava. Mi dispiace per il risultato perché comunque è un risultato pesante per quello che abbiamo creato. Ripeto, i ragazzi hanno fatto veramente una bella gara, soprattutto nel primo tempo. Però ci sta, il calcio a 8, del resto è stata comunque una bellissima gara. Faccio i complimenti a mister Ferretti che sta facendo un lavoro eccezionale e alla Roma Calcio a 8. Io non penso che serva un attaccante vero, noi abbiamo attaccanti veri, noi abbiamo Fiorini, abbiamo Rossi, Daniel Rossi, abbiamo Barani, abbiamo Prioteasa, servono attaccanti veri, probabilmente è un periodo un po' così, bisogna accettare i momenti sia quelli positivi che negativi. Questo è un momento negativo e va affrontato da squadra in tranquillità, arriveranno i risultati, dobbiamo continuare a giocare, a essere uniti e andare avanti. Ripeto, questa è una squadra giovane, si conosce da pochi mesi, 2 o 3 mesi che stanno insieme, stanno facendo bene, è stata una sconfitta pesante, un po' come quella del Cotton Club. Ottimo primo tempo, poi calo, abbiamo preso i gol, ci siamo allargati e abbiamo preso gli altri e stessa fine qua. Peccato.